E allora, dopo un'altra settimana difficile per le nostre ragazze, siamo di nuovo qui per commentare una partita che potrebbe essere un buon crocevia, ma anche un buon allenamento per le nostre ragazze, perché anche dall'altra parte c'è una squadra che fino adesso ha subito solo sconfitte. Ma la differenza è che noi 2 punti di classifica li abbiamo, loro al momento sono ancora fermi a 0. Amiche ed amici sportivi, buonasera da Lorenzo Minacapelli. Siamo in diretta dal Palasport Guido Barbassa di San Donà di Piave in provincia di Venezia per la terza giornata del campionato di Serie B1 Girone C tra la Cortina Express in Moco e la Rotoblas Volano Volley. Allora, la nostra squadra allenata da Luca Parlatini è venuta da 2 sconfitte al tie break, 3-2 contro l'Asimut Giorgione al Palasport di Castelfranco Veneto e la sconfitta all'Arena Biancorossa per mano del Ostiano. La nota purtroppo negativa della partita con Ostiano è che purtroppo ci si è messa anche la sfortuna sul nostro cammino, perché abbiamo perso Emma Galbero, rottura del crociato, probabilmente e sicuramente la sua stagione è conclusa per quest'anno, e dall'altro lato anche un po' la sfortuna che nei momenti decisivi capitano sempre gli imprevisti che ci fanno perdere i punti preziosi. Allora, siamo veramente quasi vicini, ormai le squadre stanno provando i servizi, quindi mancano solo 2 minuti all'uscita dal campo delle nostre ragazze, nonché quelle giallo-blu della Cortina Express in Moco. Quindi siamo quasi pronti per commentare per voi questa terza giornata. Allora, per cominciare mandiamo un saluto che sicuramente ci starà seguendo dalla città di Lecco, il neoacquisto della pallavolo Piccolecco Olivia Tresoldi, nonché nostra centrale per 2 stagioni tra le file del Volano Volley ASD. E un saluto ovviamente va anche alla famiglia di Elena Pierobon che ci sta seguendo dalla sua casa, e un saluto anche alle amiche di Elena Pierobon che vengono dalla Toscana, che ci stanno davvero seguendo. Allora, noi adesso andiamo un attimo con il roster e torniamo tra poco per l'inizio della terza giornata. E dunque, come potete vedere dalla presentazione lì, è la terza giornata del campionato. Per chi si fosse sintonizzato soltanto adesso, siamo in trasferta dal Palasport Guido Barbassa di San Donà di Piave. La partita è la terza giornata del campionato di Serie B1 Girone C. Cortina Express in Moco versus Rotoblas Volano Volley. Allora, stanno per entrare in campo le 2 formazioni. Sono già pronte schierate le ragazze allenate da Stefano Gregoris, coach della Cortina Express in Moco, mentre le ragazze di Luca Parlatini invece sono qua un attimino che stanno ancora definendo gli ultimi dettagli e poi si prepareranno. Eccoli qui, che stanno proprio per scendere. Allora, ricordiamo che comunque Emma Galbero è qui presente sugli spalti, pronta proprio per entrare. Eccole qua le squadre che scendono in campo per il saluto alle 2 tifoserie. E adesso pronto il saluto sotto rete delle 2 ragazze, delle 2 squadre. A cominciare dai 2 capitani, Gaia Zorzetto dell'Imoco e Jessica De Val della Rotoblas. Allora, tra poco, visto che non c'è lo speaker, ovviamente, vi faremo sentire il saluto. Allora, ecco qua le squadre che scendono in campo per il saluto alle 2 tifoserie. E adesso pronto il saluto sotto rete delle 2 ragazze, delle 2 squadre. A cominciare dai 2 capitani, Gaia Zorzetto dell'Imoco e Jessica De Val della Rotoblas. Allora, tra poco, visto che non c'è lo speaker,
Ovviamente non essendoci lo speaker, qui non ci sarà nessuna presentazione, quindi le squadre scenderanno subito in campo. Quindi tra poco vi diremo chi saranno gli starting 6, anzi gli starting 7. Adesso ovviamente le squadre staranno per scendere in campo. Anche qui gli ultimi dettagli tra coach Gregoris e coach Parlatini per vedere come scenderanno in campo le due formazioni. Allora intanto vi informo che gli arbitri dell'incontro sono il signor Riccardo Bertossa della sezione di Trieste Gorizia e ad affiancarla ci sarà la signora Daniela Benedetto Tis della sezione di Udine, che sono i due arbitri dell'incontro di oggi. Allora stanno per scendere in campo le due formazioni. Il primo arbitro va a prendere posto sul seggiolino. E allora ci siamo per l'inizio di questa terza giornata che tra poco comincerà. Rotoblas e Imoco alla caccia della prima vittoria stagionale. Ricordiamo che l'Imoco ha giocato solo la seconda giornata. Nella prima ha osservato il suo turno di riposo. Intanto si inizia a salire il coro del Volano Volley. Tanto scusate, adesso cerco di prendere tutti i numeri di maglia. Allora, un attimo solo che prendo tutti i numeri e poi vi faccio l'elenco. Sto cercando di prendere tutti i numeri di maglia, ok. Dovremmo avere tutti gli starting 6, 4, 5, 6, 7, ok. Batte ovviamente la Rotoblas per cominciare. Il primo servizio è nelle mani di Alice Bellini. Il primo servizio della partita di Alice Bellini. Manca solo un starting pick e inizia la partita. Primo servizio di Bellini che viene battuto. Attenzione alla difesa della Rotoblas che non va a buon fine. Difesa ancora di Orlandini. Attenzione. Difende stavolta Braida. Piero Boninbagher dal lato di Petruziello. E il primo punto è della Rotoblas con Carlotta Petruziello. 1-0 il punteggio. Allora, intanto vi leggo gli starting player delle due formazioni. Allora, Alice Viola, Zoe Morian, libero Anna Bardaro, capitano Gaia Zorzetto, Claudia Talericco, 16 Merit Agiwe e il 18 Angela Marchetto. Lo starting 7 della Cortina Espress Imoco invece Rotoblas Volano Volley, capitano Jessica De Val, Fulvia Gridelli, libero Elena Piero Bon, Federica Braida, Emma Orlandini, Carlotta Petruziello e Alice Bellini. Primo servizio anche per Marchetto per l'Imoco Volley. Riceve Piero Bon con un po' di difficoltà Orlandini, però adesso c'è la free ball concessa dalla Rotoblas. Dall'altro lato attacco subito vincente di Alice Viola. Vantaggio Imoco Volley. 2-1 il punteggio. Ancora Angela Marchetto al servizio per la formazione giallo-blu della Imoco. Che si chiama come nome sponsorizzato Cortina Espress Imoco Società Volleyball Piave settore giovanile dell'Imoco Volley. Attacco di Petruziello vincente, 2 a pari. Vai Carli! Carlotta Jessica De Val al servizio. Allora scusate, in realtà lo starting 7 in realtà non è Fulvia Gridelli ma è Caterina Miori. È lei la titolare di questo primo set. De Val riceve il libero Bardaro. Attacco vincente di Agiwe. 3-2. Allora Merit Agiwe al servizio per la Cortina Espress Imoco. Rotoblas che tiene un punticino di ritardo adesso.
Servizio di Agiwe battuto su Bellini. Braida. Orlandini pallonetto. Difende Agiwe. Attenzione. Attacco sbagliato di Alice Viola. Parità di nuovo al Palasport Barbassa. 3 pari il punteggio. Carlotta Petrusiello al servizio. Servizio di Petrusiello, riceve Bardaro. Attacco vincente stavolta di Viola. 4-3 punteggio. Allora, forse oggi sarà un po' più facile commentare la partita perché c'è poco rimbombo qua e riesco a parlare anche abbastanza bene. Servizio Alice Viola per Cortina Esprex Imocco. Battuto Alice Bellini. Federica Braida al palleggio per Orlandini. Difende Bardaro. Zorzetto. L'attacco provato da Talerico non è andato a buon fine. Attacco che però si spegne sulla rete, sul Nastropek, e poi c'è l'infrazione. 5-3, doppio vantaggio per Limoco. 5-3 il punteggio. Dice Viola ora al servizio per la formazione giallo-blu allenata da Stefano Gregori. Il servizio da Viola, però rimbalza sul naso e resta nella metà campo giallo-blu. 5-4 punteggio, quindi un altro punto per la Rotoblas. Emma Orlandini al servizio. Battuto, servizio out. Adesso 6-4 il punteggio. Al servizio va Anna Zoe Moiran al servizio per Dimocco. Servizio battuto verso attenzione su Orlandini. Miracolo di Braida, ci ha dovuto mettere una pezza su questa mezza debacle. Petruziello per Bellini che però concede una free ball a Giwe. Bardaro, no scusate, era Zorzetto in realtà. Muro, questa però Bellini ancora e stavolta vincente, però era abbastanza netta forse questa portata. 5-6 comunque. Alla fine comunque il punto è arrivato per la formazione giallo-blu, bianco-rossa, scusate. Caterina Miori al servizio. La giovanissima centrale, giocatrice più giovane. Servizio battuto. Attenzione. Detto. Poi l'attacco di Agiwe. Attacco out. 6 pari. Ancora Caterina Miori al servizio. Servizio battuto su attenzione su Talerico. Talerico attacca. Ancora out l'attacco. Un altro punto. Primo vantaggio Rotoblas. 7-6. Dai, andiamo. Torna in vantaggio la Rotoblas. 7-6. Servizio di Caterina battuto su Talerico ed è un ace. 8-6. Talerico 8-6. Ricezione sbagliata e Miori firma il suo primo ace. Servizio battuto su Talerico. Un altro ace. Talerico, regala un altro ace a Caterina Miori. Andiamo con gli sponsor. Nuovamente in diretta dal Palasport Barbassa di San Donà di Piave. 9-6 il punteggio a favore della Rotoblas, che adesso ha 3 punti di vantaggio grazie a questa doppio ace firmato da Caterina Miori sulla ricezione
Sbilenka di Talerico. Ancora Caterina Miori alla battuta. Battuto su Viola. Attacco di Agiwe difeso da Orlandini. Braida. Attacco di Bellini, che ancora cerca il primo punto di questa sua partita. Attenzione il muro di Braida, che però viene intercettato. Agiwe. L'attacco è out. De Gregoris. Scusate, Gregoris scuote il dito come dire alle ragazze: non c'è il tocco, state tranquille. Cambio per la formazione giallo-blu. Entra Arianna Pagot ed esce Claudia Talerico. Adesso al servizio ancora Caterina Miori, che sta al momento dettando questi servizi. Ok, pronto il servizio di Miori battuto su Viola. L'attacco viene difeso da Caterina. Attacco di Petruzziello. 11-6. Carli, sì. Carlotta Petruzziello, il momento top score della nostra squadra, insieme a Caterina. Carlotta Petruzziello firma l'11° punto. Caterina Miori firma un altro servizio a favore della formazione giallo-bianco-rossa. Servizio battuto su Pagot. L'attacco stavolta in pallonetto, difeso comunque Bellini. E si entra anche lei nel tabellino, la nostra bomber Alice Bellini. 12-6 il punteggio. Pronto il time out un'altra volta forse? No. Caterina Miori al servizio. Servizio battuto su Viola. Attenzione l'attacco. Attenzione difeso. De va al muro. 13-6. Un altro time out. Però direi che adesso niente sponsor, andiamo avanti con la chiacchierata, perché sennò qua va a finire che è solo video qui. Allora, un grande inizio dalla parte della nostra formazione biancorossa, che sta al momento dettando bene i tempi di gioco. Ottimi muri, ottimi servizi. Quello che al momento sta mancando proprio alla formazione, che sta mancando alla formazione di Gregoris, soprattutto in ricezione. Poco movimento in attacco, tanti errori, che è una cosa che la formazione di Luca Parlatini deve assolutamente sfruttare per portarsi più avanti possibile. Allora, di nuovo pronta la partita. Ricordiamo che Gregoris ha già usato tutti e due i time out. Luca Parlatini invece ha ancora 2 stop a disposizione. Servizio di Miori su Viola, attenzione. Bardaro, free ball. Petruzziello, Braida, lato proprio di Deval. Vincente l'attacco di Deval sulla difesa errata di Agiwe. 14-6 il punteggio. Allora, Miori al servizio, ancora lei. Al momento Caterina Miori ha il record di servizi battuti consecutivamente di questa stagione per la nostra formazione. Agiwe in mezzo alle mani, difesa, brava comunque Emma Orlandini, che per poco non la rimandava sul bordo del campo. Comunque una grande sequenza al servizio di Caterina Miori. Inizio di Gaia Zorzetto, la capitana. Emma Orlandini, Braida, Petruzziello, difesa da Zorzetto. Però c'è una free ball, ancora Petruzziello a ricevere. Bellini, vincente l'attacco di Bellini. Ovviamente ci sono le ragazze di Luca che si stanno un po' lamentando col primo arbitro, perché è la seconda volta che probabilmente c'era la portata. L'importante è che comunque i punti arrivano e noi cercare di stare veramente calmi, che è la cosa più importante. Federica Braida al servizio per la formazione di Luca Parlatini. Servizio battuto, si spegne in rete. 8-15 il punteggio, comunque c'è un gran vantaggio, quindi la Rotobras deve stare calma e tranquilla. Arianna Pagot al servizio.
Servizio battuto. Si spegne in rete. Un altro servizio in rete. Fondo di fila nel giro di 2 azioni. 8-16 il punteggio adesso. Doppio i punti di vantaggio per la formazione di Luca Parlatini. Bellini al servizio. Riceve Bardaro. Poi l'attacco vincente di Alice Viola. 9-16 punteggio. Al servizio adesso per la formazione di Stefano Gregori va la numero 18 Angela Marchetto. Servizio battuto su Elena Pierobon. Braida dal lato di Orlandini. Attacco vincente di Emma Orlandini. 17-9 il punteggio. E ovviamente un saluto lo mando anche a Marta Scannavaca, il nostro libero per ben 3 stagioni, dalle sue esordi in Serie B1 fino alla stagione 2021. Ciao Marta, ti aspettiamo sempre qui in palestra quando vuoi venirci a trovare. Attacco vincente di Alice Viola. 10-17 adesso il punteggio. Attenzione, doppio cambio per la formazione di Gregori. Si è entrata Angelica Lanza ed è uscita Gaia Zorzetto. Ed entra il numero 12 Angela Coba ed esce Merit Agiwe. Ok. Ed è la palleggiatrice Angela Coba a prendere il servizio. Ok. Il servizio di Angela Coba. Servizio battuto su Alice Bellini. Braida dal lato di Petruzziello. Palla è out. Niente tocco. 11-17. Ancora Angela Coba al servizio. Su Emma Orlandini. Braida al centro. Miori. Attenzione del suo attacco. Orlandini pallonetto. Vincente l'attacco di Orlandini. 18-11. Servizio di Carlotta battuto. Out il suo servizio. 12-18. Alice Viola al servizio. Servizio battuto. Si spegne. Battuto in rete il servizio. 19-12. Servizio di Emma Orlandini su libero Bardaro. Coba. Attacco vincente di Angelica Lanza. 13-19 il punteggio. 6 punti a separare le due formazioni. Gli stessi punti che mancano alla Rotoblas per vincere il primo set. Servizio battuto da Moiran. L'attacco di Miori. Difeso. Però c'è una free ball concessa. Pierobon. Braida. Bellini. Attacco vincente di Alice Bellini. 20-13 il punteggio. Caterina Miori al servizio adesso. Servizio battuto. Arriva l'ace. Caterina Miori. Un altro ace. Caterina Miori. Ancora lei al servizio. Servizio battuto sul libero Bardaro. Coba.
Attacco stavolta vincente di Pagott. 14-21. Angelica Lanza al servizio per la formazione giallo-blu dell'Imoco. Servizio battuto su Piero Bon. Braida, lato di Deval. Vincente l'attacco di Deval. Pallonata è arrivata. 22-14. Federica Braida al servizio. Servizio battuto e arriva l'ace di Federica Braida. 23-14. Allora, Federica Braida ancora lei al servizio. Arriva il servizio battuto su Pagott. Koba, attacco va a toccare la rete. Pagott 24-14. 10 set ball per la Rotoblast per portarsi a casa il primo set. Servizio battuto. Riceve Lanza. Koba. Attenzione, mamma mia che mezza frittata stava per fare l'Imoco. Carli. Attenzione. Scatta l'invasione. Quindi 25-14 primo set per la Rotoblast. Andiamo con gli sponsor e torniamo per l'inizio del secondo set. You over, you just can't breathe. Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Does the bones take you? Do you feel your bones start to shake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake?
Nuovamente in diretta dal Palasport Barbassa. Insomma, un primo set dominato dalle ragazze di Luca Parlatini, che hanno praticamente demolito in questo primo set la formazione giallo-blu con ben 11 punti di vantaggio, 25 a 14 punteggio. Allora andiamo a riepilogare i punti di squadra, cominciando da quelli ovviamente di casa. 4 punti per Alice Viola, 2 punti per Merit Agiwe e 1 punto per Ariana Pagot e Angelica Lanza. Mentre per quanto riguarda le ragazze di Luca Parlatini, 3 punti per Caterina Miori, Jessica De Val e Carlotta Petruziello, 4 punti per, peccato di dirlo, tanto ormai ripeto che lo sapete già, Alice Bellini, 2 punti per Emma Orlandini, 1 punto per Federica Braida. 8 punti di squadra per la formazione dell'Immoco, 16 punti per quella della Rotoblast. Riceve il primo servizio Orlandini, De Val al primo attacco è vincente, 1-0 Rotoblast. Primo punto firmato da Jessica De Val. E il coro Ola riprende a suonare. Al servizio la capitana Jessica De Val. Inoltre a livello scaramanzia possiamo dire finita la maledizione del primo set perso della stagione e set dispari tutti persi, perché il primo set dispari è stato vinto. Servizio Agiwe per la Tina Espre Immoco. No, scusatemi, in realtà è Aurora Soffiato. No, scusate, un attimo solo, non leggo bene il nome, ma Dalila Marchesini, scusate, col numero 3. In realtà 2-1. Servizio ancora di Dalila Marchesini, che ha appena firmato l'ace del primo ace del secondo set. Servizio battuto, stavolta out il servizio, 2 pari. Servizio di Carlotta Petrusiello al servizio per le biancorosse. Servizio battuto sul libero Bardaro. L'attacco di Agiwe difeso da Bellini. Petrusiello pallonetto, attacca subito Braida. Federica Braida, 2-3, vantaggio Rotoblast, 3-2. Brava Federica a crederci subito nell'attacco e ha avuto ragione. Ancora Carlotta Petrusiello al servizio, Carli al battuta. Verito battuto sempre su Bardaro. Dorvetto ha provato, stavolta l'attacco è vincente dell'Immoco, 3 pari. Agiwe al servizio. Servizio in rete di Agiwe, 3-4 il punteggio. Emma Orlandini al servizio. Servizio battuto, però c'è una free ball. Miori, Braida, Bellini pallonetto. Forse si poteva sfruttare un po' meglio questo attacco, però viene murato da Miori, però non si concretizza il punto. Attenzione Bellini, attenzione Bellini, attacca. Attenzione dall'altro lato l'Immoco che ci prova. Agiwe, forse la palla era out. Attenzione, attenzione dall'altra parte. Difende Piero Bon, però c'è una free ball. Ancora da quel lato pallonetto e tocca l'asta Braida, peccato. 4 pari. Al servizio per la Cortina Express Immoco Alice Viola. Al servizio su Elena Pierobon. Braida dal lato, Caterina Miori attacca, però viene difeso da Viola. Attenzione all'attacco, prova Pierobon, niente da fare. 5-4 il punteggio, vantaggio adesso per l'Immoco. Ancora Alice Viola al servizio.
Piero Bon. Braida. Petruziello attacca. Vincente l'attacco perché va a toccare il tetto. 5 pari. Brava Carli. Dai Cate. Caterina Miori al servizio. Op, op, op. Op. Servizio battuto sempre sul libero Bardaro. Attacco murato. Vincente. Muro vincente. Petruziello. Braida. Punteggio adesso di nuovo in favore della Rotoblast. 6-5. Servizio di Caterina Miori. Battuto sulla numero credo numero 5. Bisentin, esatto. 6 pari adesso. Punto per la formazione di Gregoris. Di Moiran. Bellini. Difeso il suo attacco da Moiran. Tocca la rete. Nettissima la 7-6. Un regalo. Un regalo d'oro per la formazione di Luca Parlatini. Che gli è andato. Federica Braida al servizio per la formazione di Luca Parlatini. Servizio battuto. È in rete il servizio di Braida. Peccato. 7 pari. Al servizio adesso per la formazione giallo-blu dell'Imoco. Se non erro, la numero 11, Gaia Zordetto. Tutto il servizio di Gaia Zordetto. Out. Attacco out. Servizio out. 8-7 il punteggio. Alice Bellini ora al servizio. Battuto il servizio con l'ausilio del net. Agiwe. Attacco mani out. 8 pari. Adesso è punto su punto questa sfida. Arianna Viventin al servizio per la formazione dell'Imoco. Servizio battuto su Bellini, però è uscita una ricezione sbilenca. Attenzione però adesso dall'altra parte di Moco. Attacco out. Niente tocco a muro. E 9 punto per la Rotoblast. 9-8 il punteggio. Jessica De Valla, capitana, al servizio. Servizio battuto sempre sul libero Bardaro. Dorzetto, poi l'attacco di Agiwe che non va a buon fine per l'ottima difesa della Rotoblast. Attenzione! Attacco di Orlandini. Murato anche lei. Braida dal lato di Petruziello. Attenzione alla difesa della formazione dell'Imoco. E vincente 9 pari il punteggio. Nove pari. Agiwe. No, scusate, no, è Marchesini. Dandila Marchesini al servizio. Out il suo servizio. 10-9. Aurora Pergem consegna la palla a Carlotta Petruziello. Pronta al servizio. Servizio battuto su Visentin. Dorzetto, l'attacco di Agiwe non si è concretizzato, però c'è una free ball. Bardaro, Dorzetto, l'attacco subito di Zoe Moiran. Vincente 10 pari.
Servizio pronto da parte di Agiwe. Scusate, Adigwe, scusate. Miori. Attacco vincente. 11-10. No, invasione contro la Rotoblast. Invasione contro la Rotoblast. Dicono che, da quello che sento, dovrebbe essere l'invasione di Braida. Per un attimo pensavo fosse Miori invece. Comunque, quindi ribaltata la situazione. Non è 11-10 per la Rotoblast, ma è 11-10 per l'Imocco. Servizio degli Adigwe. Fuori 11 pari. Aurora Pergam prende in mano il pallone, come potete vedere dalla nostra postazione. Lo passa ad Emma Orlandini, che si prepara al servizio per le biancorosse. Servizio battuto in rete, il servizio 12 a 11 punteggio per l'Imocco. Servizio per Alice Viola. 12 a 11 punteggio. Servizio battuto su Alice Bellini. Braida, lato Bellini. Attacco out. 13 a 11 punteggio. Cambio per la formazione di Stefano Gregori. Esce la numero credo 8, Alice Viola, sì, ed entra Aurora Soffiato. Invece Luca Parlatini è pronto per il time out, perché lo vedo già lì pronto. Eccolo qua. Allora andiamo con lo spot pubblicitario. Di nuovo in diretta dal Palasport Barbassa di San Donà di Piave. Siamo sul punteggio di 13 a 11 per l'Imocco, Dai, raghe! mentre la Rotoblast è sotto di 2 punti, però ha un set di vantaggio al momento. Aurora Soffiato al servizio per la formazione giallo-blu. Emma Orlandini, servizio Braida. Bellini, attacco subito vincente. È vincente, sì, 12 a 13. Quindi accorciato di un punticino. Caterina Miori al servizio adesso. Battuto il servizio di Caterina Miori sul libero. Zordetto. Però c'è una free ball. Zordetto dal lato di Visentin. C'è il tocco. No, non c'è il tocco. Non c'è il tocco. Attenzione. No, infatti arriva la decisione del secondo arbitro, che la cambia la decisione del primo arbitro. 12 a 14, quindi infatti non so cosa abbia visto il primo arbitro, infatti mi stavo chiedendo. Alice Viola al servizio. No, scusate, poi Moirian al servizio. Servizio battuto su Piero Bon. Si scontrano un'altra volta Orlandini e Piero Bon. Attenzione, Zordetto. Attacco velocissimo di Marchesini. 15 a 12. Dai, Parlacci, dai! Attenzione adesso. Attenzione, perché l'Immoco sta prendendo un po' di fiducia adesso. Bisogna fare attenzione. Servizio battuto su. Attenzione Orlandini, Piero Bon. Bellini. Attacco out. Attenzione, 16 a 12. Sta un po' innervosendo la formazione di Luca Parlatini, perché non riesce più ad attaccare con attenzione. De Luca chiamerà il suo secondo time out. Eccolo qui. E insomma c'è tanto da... Insomma siamo in una situazione un po' critica, perché un iniziale piccolo vantaggio, l'uno poi rispondersi punto su punto, la parità. Adesso
tanti errori delle nostre ragazze. Adesso ci ritroviamo con 4 punti di ritardo. Quindi attenzione, perché infatti ho potuto origliare un po' la conversazione di Luca Pallatina alla sua squadra. Infatti ha detto che è calato, sono calati loro nel piano del gioco e non la formazione di Gregoris che è migliorata. Non dagli torto qui, infatti, attenzione. Allora, sul punteggio di 16-12 per l'Immocco, la squadra di Gregoris al servizio ancora con Alice Zoe Moirian, scusate. Inizio per Emma Orlandini. Braida, Deval attacca, stavolta viene ancora una volta difeso. No, l'attacco in mezzo alle mani del muro, difende Piero Bon al centro, Petruzziello difende Adigue, però la palla è out, quindi 13-16 punteggio. Dai Carli, dai! Federica Braida al servizio. Servizio battuto sulla numero 4 soffiato Zorzetto. L'attacco subito di Marchesini non è andato a buon fine. Bellini pallonetto, difende attenzione Deval, Braida, Petruzziello dall'altra parte. Sì, Carli, sì! Brava Carlotta. 14-16. Un bel attacco di Carlotta. Stavolta non ha potuto nulla l'attacco di Allora, nuovamente in diretta. Stavo dicendo che Carlotta Petruzzello aveva fatto un bel attacco a superare il muro dal lato destro della nostra postazione e poi nulla ha potuto la difesa di Bardaro. Federica Braida al servizio sul punteggio di 16-14 per l'Immocco. Riceve soffiato. Sì! Muro vincente di Alice Bellini. 15-16. Mossa il blog di Alice. Andiamo! Ancora Federica Braida al servizio. Federica Braida al servizio battuto su Visentin. Attacco di Adiwe sbagliatissimo. 16 pari. Attenzione, cambio per la formazione dell'Immocco. Entra Angela Cobe ed esce Gaia Zorzetto. Federica Braida al servizio. Federica Braida ancora lei al servizio. 16 pari qui al Palasport. Battuto il servizio. Attenzione, Coba. Attacco out. Sì, 17-16. Di nuovo vantaggio per la Rotoblast. Brava Fede! Teniamola, dai, teniamola! Ancora Federica Braida al servizio. Allora, vediamo il servizio di Braida. Battuto su soffiato. Attacco di Adiwe. E out. 18-16. Di nuovo vantaggio per la Rotoblast. Federica Braida al servizio. Servizio battuto. Sempre su soffiato. Oh, attenzione. Che difesa ha dovuto fare qua. Bellini. Chiede il tocco. Non c'è. 17-18. Attacco out di Bellini. Servizio Angela Coba per l'Immocco.
Dai, dai, andiamo, andiamo. Vinto noi. Servizio battuto. Riceve Elena Pierobò. Braida si deve impegnare tanto, però free ball di Petruzziello. Attenzione a Diwe. Mani out. 18 pari. Entra. Pronto Gridelli, forse proprio per Deval probabilmente. Esatto. Cambio quindi Caterina scusate, Fulvia Gridelli lascia il posto Dai, Fulvia! prende il posto di Dai, Jessica Jessy, Deval. Jessy. Battuto su Piero Bon, arriva l'ace di Koba. 19-18, quindi vantaggio per l'Immoco. Dai, ragazzi, dai, questa. Koba. C'è la Koba. Battuto su Bellini. Erika Braida dal lato di Petruzziello. E vincente. Oh! Sì, vincente. 19 pari. Brava, Carli, dai, dai. Aveva quasi... Andiamo. Bardara aveva quasi fatto il miracolo. 19 pari. Alice Bellini al servizio. Battuto il servizio su Bardaro. E Gridelli subito. 2 volte Bardaro. Attacco di Aldigue. Chiede il tocco che non c'è. Però la palla è in campo comunque. Tu gli dai il tocco. Dai. Servizio battuto. Bellini. 8. Dai, raga, dai. 21-19. Allora, Vai, servizio di Visentin. Sì. Oh, Out. 20-21. andiamo. Dai, Fulvia. Fulvia Gridelli al servizio. Servizio battuto su Bardaro. Attacco di vincente di soffiato. 22-20. Attenzione, cambio per la formazione giallo-blu. Esce Dalila Marchesini ed entra Angelica Lanza. E va proprio lei al servizio, se non vado errato. Di 2-20 servizio di Lanza. Bellini, è un altro ace. 23-20. 3 punti da recuperare adesso per le ragazze di Luca Parlatini. 2 punti per la squadra di Gregoris per portarsi a casa il set che li riporterebbe in parità. Battuto. Bellini riceve. Arriva lei. Mamma mia che confusione. Attenzione. No. Non ci. Mamma mia, scusate, sono voluto stare zitto perché mi è venuta paura che non si sia fatta male anche Federica Braida. 24-20, set ball per l'Immoco. Inizio battuto, riceve Petruzziello, difende Braida, free ball concessa. Attenzione per chiudere Adiwe. Attacco vincente di Adiwe, 25-20, parità al Pala Barbazza. Andiamo con i video sponsor e torniamo per l'inizio del terzo set.
over, you just can't breathe. Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Does the cold take you? Do you feel your bones start to shake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to take you? Take you out? Do you feel your bones start to shake? Does the cold take you? Do you feel your bones start to take you? Take you out? Do you feel your bones start to shake? Does the cold take you? Do you feel your bones start to take you? Take you out? Do you feel your bones start to shake? Does the cold take you? Do you feel your bones start to take you? Take you out? Do you feel your bones start to shake? Does the cold take you? Do you see the spark? Do you feel the fire inside of me? Do you see the sparks that I'm setting free? Does the beat take you over? You just can't breathe. Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to take you? Take you out? Do you feel your bones start to shake? Does the cold take you? Do you feel your bones start to take you? Take you out? Do you feel your bones start to shake? Does the cold take you? Do you feel your bones start to take you? Take you out? Do you feel your bones start to shake? Does the cold take you? Do you feel your bones start to take you? Take you out? Do you feel your bones start to shake? Does the cold take you? Saputo che Boschi è scappato fuori. Addirittura? Sei già in onda perché 3 minuti sono passati e riassente dalla contestazione. Durano 5 minuti le pause. Allora, sono 3 minuti, ci sono sempre stati 3 minuti. però qua sta durando di più, vabbè. Ritardo di gioco perché non ha portato la formazione Luca, infatti adesso gli daranno anche il ritardo di gioco. Però il giallo, però non il rosso. Non è il rosso. Ok? Vabbè. Scusatemi, di nuovo in diretta dal Pala Barbassa di San Donato di Piave. 1-1 il punteggio alla fine del secondo set. Il set si è concluso per 25-20 a favore della formazione di Stefano Gregoris. Vi leggo i punti di squadra delle due squadre. Ok, intanto rientrano in campo le due formazioni. Allora, i punti di squadra sono stati questi, cominciando da quella che ha fatto più punti. Viola Alice 7 e Adigue 7. Poi un punto per Coba, Pagot e Soffiato, 2 punti per Marchesini e Videntin, 3 punti per Lanza, 26 punti di squadra da parte della Cortina Express in Moco. Lato Rotoblas 7 punti per Petruziello, 6 punti per Bellini e 4 punti per Deval, 3 punti per Migliori. Dopo, primo punto per l'Emmoco, 3 scusate, 1-0. Scusate, stavo dicendo, allora
7 punti per Petruziello, 6 punti per Bellini, 4 punti per Deval, 3 punti per Miori e Braida, 2 punti per Orlandini, 25 punti di squadra. Questo è il riepilogo dei 2 set giocati dalle due formazioni. Arriva l'Ace 2-0 da parte di Marchesini. Servito che si spegne in rete il primo punto anche del terzo set per la Rotoplas. 1-2. Jessica Deval. Jessica Deval al servizio. Attenzione, attacco vincente di Moiran. 3-1 il punteggio per la formazione giallo-blu. Merita di Ue al servizio per la formazione allenata da Stefano Gregoris. Ok, si può riprendere a giocare allora. Adigue al servizio. Servizio battuto. Arriva il punto per la Rotoplas 2-3 perché il servizio è out. Carlotta Petruziello al servizio. Servizio battuto. Attenzione. Orlandini, pallonetto telefonato a Diwe, difende. Attacco Murata, Videntin. 3 pari. Rotoplas. Federica Braida. Il suo è il muro vincente. Ancora Carlotta Petruziello al servizio. Servizio battuto con l'audio del net. Subito Angela Coba. 4-3. Aurora soffiato al servizio per la formazione giallo. Zona di Piave. Servizio battuto. Riceve Orlandini. Braida. Orlandini, pallonetto, difende di Ue. Coba. Attacco Murato da Caterina Miori. Videntina, attacco a Murato da Caterina Miori. 4 pari. Emma Orlandini al servizio. Servizio che si spegne in rete. 5-4. Di nuovo vantaggio per l'Immocco. Zoe Moiran al servizio. Fatto su Braida. Attacco Miori Murata. 6-4 il punteggio. Dai raghe, dai! Battuto Braida Miori. Stavolta attacco vincente, sì. 6-5 il punteggio adesso. Non capivo la luce verde sopra la mia testa. Non capivo la luce verde sopra la mia testa. Era lo sponsor, era. Difende Miori. Braida. Petruziello viene difesa da Giwe.
Adiwe attacca lei. Murata. Murata da Deval. Quadrato. Deval doveva essere. 6 pari. Caterina Miori al servizio. Soffiato riceve Koba. Adiwe. Difeso il suo attacco. Miori in bugger. Bellini. Difesa. Free ball anche. Braida. Subito Braida ci ha provato. Niente da fare però. Attacco di Soffiato. Murata. E scusate Visentin. Koba. Adiwe. Difende. Braida. Però free ball concessa da Petruzziello. Visentin. Difende Miori. Attenzione. L'altro lato. È out. No. 36. Angela Koba al servizio. Riceve Bellini. Braida al centro verso Bellini, che difende però da Bardaro. Via via. Tribol. Piero Bon. Braida. Dato sempre di Bellini. Un po' preso in controtempo stavolta. Attenzione. Dall'altra lato di Ue. Difende proprio Piero Bon. Attenzione che è scivolato un'altra volta. Petruzziello. 7 pari. Carlotta Petruzziello. Ottimo il suo attacco. A baciare quasi la linea di fondo campo. 7 pari. Federica Braida al servizio. Servizio in rete il servizio. 8-7. Arianna Visentin al servizio. Riceve Bellini. Braida. Carlotta Petruzziello. 8 pari. Dai Carli, dai. Servizio in rete di Alice Bellini. 9-8 il punteggio. Dalila Marchesini al servizio. Orlandini, Braida al centro, Deval. Vedo da Diwe. Attacco vincente di Soffiato. 18 il punteggio. Time out per la Rotblast. Andiamo con gli sponsor. Eccoci nuovamente in diretta dal Palasport Barbassa di San Donato di Piave. 10-8 il punteggio nel corso del terzo set tra il Cortina Express Immoco e la Rotblast Golan Volley. E al momento, come vedete dalla grafica in basso a sinistra, è l'Immoco che sta conducendo questo terzo set con 2 punti di vantaggio sulle biancorosse. Battuto. Ace.
11-8 e arriva l'ace di Marchesini. Difende Orlandini dalla free ball, però adesso De Val. Mamma mia che brutta ricezione. Una free ball che si è trasformata in un cioccolatino per De Val. 11-9. Jessica De Val al servizio per la Rotoblas. Servizio battuto su Videntino. Poppa. Attacco vincente di Soffiato. 12-9. Servizio Merit Adiwe. Servizio battuto. Riceve Piero Bon. Vai da Petruzziello. Out. 13-9. Allora ancora Adiwe al servizio. Ora pronto il servizio. E ancora Piero Buona a ricevere. Emma Orlandini, due mani. Doppia. Infatti ho detto, ma 14-9. Inizia a prendere un'altra volta le distanze. Braida lascia il posto a Chiara Paoli. Vai Chiara! Vai Chiara! È un cambio che ci si aspettava un pochettino prima, forse, però visto che la situazione sta un pochettino andando un po' verso, sempre più verso l'Imocco, forse è meglio ancora di cambiare. Del servizio. Impegno in rete. 14-10. Magari non lo so, magari Legna Calza magari potrebbe anche entrare per vedere un nuovo provare un attacco, provare un nuovo attacco magari. 15-10 sul servizio che si è spento in rete di Carlotta Petruzziello. Aurora Soffiato al servizio. Bellini. Paoli. C'è una free ball però adesso. Questa è anche una doppia. Attacco. Out. 11-15 il punteggio. Cambio, attenzione, Asia calza. Prende il posto di Emma Orlandini. Asia calza quindi. La centrale Asia. Asia calza al servizio sul punteggio di 15-11. In rete il servizio. 16-11. Di nuovo Emma Orlandini rientra al posto di Asia calza. Poi Moerian al servizio sul 16-11 il punteggio. Riceve credo Bellini. Bellini attacca pallonetto, difende a Diwe. Copa. Attacco Murato. Migliori. Mura vincente su Soffiato. 16-12 il punteggio. Caterina Miori al servizio. Servizio battuto su Soffiato. Coba Adiwe.
E quarto, fazione di quarto tocco infatti è arrivata, 13-16 punteggio. Vai Carte! Caterina Miore al servizio. Servizio battuto. Un soffiato, Coba. Lato ancora, pallonetto. Subito De Val. 14-16 Caterina, Jessica De Val. Time out Gregori, pausa. Nuovamente in diretta dal palazzetto di San Donati Piave. Siamo sul 16-14, terzo set della... Siamo nel terzo set di questa terza giornata del campionato di Serie B1 Girone C tra Cortina Espressi, Immoco e la Rotoblas Volano Volley. Caterina Miori al servizio. Servizio battuto su soffiato. Coba al centro subito Marchesini. In centro l'attacco 17-14. Angela Coba al servizio per la... Servizio battuto. Paoli. Bellini, pallonetto, vincente. Chiara Paoli al servizio per la formazione di Luca Parlatini. Servizio battuto su Bardaro. Coba. Adiwe, out e palla out. 16-17. Vai Chiara! Chiara Paoli ancora lei al servizio. Chiara, oh. Chiara, oh. Video battuto Bardaro, attenzione. Adiwe, pallonetto difeso dall'altra parte. Videntini in mezzo alle mani del muro, difende Paoli. Piero Bon, l'attacco. La palla è in campo. 17 pari. Quindi palla in campo. Direi che l'arbitro ci ha visto giusto. 17 pari. Paoli stavolta si è palle out. 18-17. Servizio nelle mani di Ariana Visentin. 18-17 il punteggio nel corso del terzo set. Servizio battuto. Bellini riceve Paoli. Attenzione. Balla. Quarto tocco arrivato. Cambio. Esce Chiara Paoli per Federica Braida. 19-17 il punteggio. È pronto il servizio di Visentin. Piero Bon riceve con un po' di difficoltà. Attacca Petruzziello, difende Visentin. L'attacco. Prova soffiato, ma anche il suo attacco viene... Attacco di Marchesini, 20-17.
Ora Visentina al servizio. Palla è out. 18-20. Battezzata out dalle nostre ragazze. E l'intuito ha dato ragione a loro. 20-18 il punteggio. 2 punti tra le due formazioni. Servizio Alice Bellini. Battuto su Bardato. Coba. Attacco di Marchesini. Strano attacco. Orlandini attacca. Viene però difeso. Adiwe. Murato il suo attacco. Oh. Braida. Orlandini a tutto braccio stavolta. Difende anche stavolta. Adesso bisogna però sfruttare l'occasione. Petruziello. 19-20. Carlotta Petruziello. Un punticino adesso tra le due formazioni nel corso di questo terzo set. Servizio di Bellini. Mamma mia che brutto servizio. 21-19. Cambio per la formazione giallo-blu. Marchesini lascia il posto a Lanza. Quindi centrale per schiacciatore. Angelica Lanza al servizio. Servizio battuto. Riceve Piero Bon. Federica Braida dal lato di Orlandini. Murata. Orlandini. 22-19 adesso. Ancora Angelica Lanza al servizio. Servizio su Piero Bon. Braida, lato di Petruziello. Attacco vincente di Carlotta Petruziello. 20-22 il punteggio adesso. Jessica De Val, la nostra capitana, al servizio. Riceve Visentin. Coba attacca soffiato. Difende De Val. Braida dal lato di Petruziello. Attacco vincente in mezzo alle mani del muro. 21-22. Dai ragazzi, dai! Jessica De Val al servizio. Servizio battuto. Subito Miori non ci ha creduto troppo forse a Giwe. Una delle palle più facili del mondo questa di Adiwe. Si è concretizzata in un punto. 23-21. Io adesso sono stato zitto perché non ci ho voluto credere. Adiwe al servizio. 23-21. 2 punti tra le due formazioni. 2 punti separano Limoco dalla vittoria del terzo set. Però out il suo servizio questa volta. 22-23. Di 3-22. Servizio di Carlotta Petruziello. Servizio battuto. Oh! E arriva l'Ace. 23 pari. Time out per De Gregoris. Pause. Aspettare. Però aspettare non vuol dire stare fermi. Non è nella nostra natura. Per questo stiamo facendo tutto quello che è necessario per farci trovare pronti, in modo da accoglierti in sicurezza. Così aspettiamo. E ti aspettiamo. Nuovamente in diretta dal Palasport Barbassa. 23 pari. Siamo nel corso del terzo set di questa terza giornata del campionato di Serie B1 Girone C. Cortina Express Simoco 1
Rotoblast volando volley 1 nel corso dei primi 2 set giocati. Siamo nel corso del terzo set. Carlotta Petrucciello al servizio. Bardos riceve Adiwe. Muro vincente di Emma Orlandini. 24-23. 24-23 match. Set ball per la Rotoblast. Ancora Carlotta Petrucciello al servizio. Servizio battuto su Bardaro. Videntini. Atta. C'è il tocco prima del nostro muro e poi l'asta. Quindi annullato il set ball alla Rotoblast. 24 pari. E servizio adesso. Aurora soffiato. Si va ai vantaggi nel corso di questo terzo set. Vito battuto. Alice Bellini riceve Braida dal lato di Petrucciello. Bell'attacco di Carlotta Petrucciello. 25-24. Seconda chance per le nostre ragazze di chiudere il set. Emma Orlandini al servizio. Servizio battuto su Visentin. Sente l'attacco. Koba si è inventata la giocata. Siamo sul 25 pari, sì. Il cambio. Dalia Marchesini prende il posto di Angelica Lanza. 25 pari. Zoe Moiran al servizio. Battuto su Bellini. Braida al centro ancora Petrucciello. Free ball concessa, però bisogna sfruttarla. Braida. Miori. Punto mani. Frazione di quarto tocco. 26-25. E adesso c'è il set ball per l'Imoco. Servizio Moiran. E Piero Bon riceve Braida. Petrucciello. Mamma mia che fortuna che è stata qui l'Imoco. Adiwe. Tacco. Meno male la palla out. 26 pari. Io stavo temendo che questa difesa fortunata si sarebbe concretizzata nel punto finale. Caterina Miori al servizio. Caterina Miori, servizio battuto su Videntin. Attenzione, attacco subito di Marchesini che non viene difeso dalle nostre ragazze. Orlandini, pallonetto difeso da Bardaro. Videntin difeso il suo attacco. Attenzione dal lato Bellini per provare. Oh! Di là, free ball però. Koba subito. Ancora Koba. Un'altra giocata di Koba. Di 7-26. Sembra davvero la giornata di Angela Koba oggi. Che da quando è entrata lei in campo nel corso del secondo set è cambiata completamente la partita. - 27-26, un'altra possibilità per l'Imoco di vincere il terzo set. Servizio battuto. Out. Sì, out. 27 pari. Braida. Federica Braida al servizio. Federica Braida. Battuto il suo servizio su Bardaro. Mamma mia, Piero Bon, che salvataggio su Adiwe. Bellini, pallonetto. Il campo.
Palla out. 28-27. Visentino al servizio, quindi un altro set ball per la formazione di Gregoris. Nell'attacco, scusate, il servizio su Bellini. Petruzziello attacca l'ausilio del muro. Attenzione a Diwe. Pallonetto Muratto. Muratto da Petruzziello. 28 pari. Interminabile questo terzo set. Alice Bellini al servizio. 28 pari. Battuto il servizio su Bardaro. Koba. Visentin Muratta. Scusate, soffiato Muratta. A Diwe. Difende Bellini. Braida. Petruzziello. Attenzione. Soffiato. Difende Piero Bon. Orlandini. Emma Orlandini. 29-28. Emma Orlandini. 29-28. Adesso ok. Alice Bellini al servizio. 29-28. Servizio out. Ragazzi, non so voi, ma chi ha seguito la partita del 2020 se lo ricorderà questo set, perché anche qui era un punto su punto, non si sapeva chi arrivava a vincere. Attenzione, 29 pare Marchesini. Dalila al servizio. Servizio battuto. Out il servizio, sì. Sì, 30-29. Ancora una palla set per la Rotoblas in questo terminabile servizio. Jessica De Val al servizio Visentini. Scusate, Soffiato attacca. Difende Orlandini. Carli per chiudere. Sì! In campo 31-29. Andiamo qui in sponsor e iniziamo col terzo set. Over, you just can't breathe. Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Does the bones take you? Do you feel your bones start to shake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Take you out. Does the boat take you? Take you out. Take you out. Does the boat take you? Take you out. Take you out. Take you out. Does the boat take you? Take you out. Take you out. Take you out. Does the boat take you?
Nuovamente in diretta dal Palasport di Sant'Anna di Piave. Insomma, un terzo set durissimo, combattuto, ma alla fine la nostra squadra, le ragazze terribili biancorosse, hanno vinto il terzo set per 29-31. Primo servizio per l'Immoco Volley. Servizio è della numero 6, Lanza. Riceve Orlandini. Braida Deval difeso il suo attacco. Braida. Attacco di Orlandini ancora. Murato il suo attacco. Dal lato di Petrusiello. Carlotta Petrusiello. 1-0 per la Rotoblast. Allora, Jessica Deval al servizio. Punto anche per l'Imoco, che adesso si porta sull'1 pari. Servizio Marchesini. Tutto su Orlandini. Braida. Migliori. Out. Il suo attacco è out. 2-1 per l'Imoco. Ora Marchesini batte su Piero Bon, che deve innescare un gran servizio. Free ball però concessa. Coba. Pallonetto di Moiran, che non è andato a buon fine. Però c'è una free ball adesso per l'Immoco. Attenzione l'attacco. Ottima difesa di Orlandini. Ma c'è un'altra free ball adesso. Attenzione Adiwe. Una bomba di Adiwe. 3-1. Allora, siamo sul 3-1 per l'Immoco. Intanto vi leggo i punti di squadra delle due formazioni, cominciando da quello dell'Immoco. Aspetta, prima vediamo il servizio di Marchesini, che arriva l'ace sulla difesa, sulla ricezione bilenca di Bellini. 4-1 il punteggio. Allora, 6 punti per Marchesini, 4 punti per Soffiato, 4 per Visentin, 3 per Lanza, 7 per Viola, 3 per Moiran, 4 per Coba, 1 per Pagot e 10 per Adigue. Servizio out di Marchesini, 2-4 il punteggio. 42 punti di squadra. Per quanto riguarda la Rotoblast invece 6 punti per Miori, 7 per Deval, 4 per Braida e Orlandini, 7 per Bellini, 17 per Petrusiello. Adiwe, attacco out. 3-4 il punteggio. Punti di squadra della Rotoblast 45. Petrusiello, servizio battuto su Visentin. Attacco di Soffiato, Murato, attenzione. Adiwe. Frazione di quarto tocco, 4 pari per adesso. Si è ristabilita la parità. Lanza entra al posto di, credo, Adiwe. Non vado errato? Sì, Adiwe lascia il posto a Lanza. Carlotta. Carlotta Petrusiello al servizio della Rotoblast. Attenzione dal lato di Soffiato. Out l'attacco, sì. Vantaggio Rotoblast, 5-4 il punteggio. Carlotta Petrusiello al servizio.
Carlotta Petruziello al servizio. E arriva l'Ace! 6-4. Carlotta Petruziello 6-4. Servizio battuto su Lanza. Però c'è una free ball. Miori difende l'attacco Koba. Attacco vincente di soffiato che tocca le mani di Braida. 5-6. Al servizio la numero 6 Angelica Lanza. Servizio su Orlandini. Braida. Miori. Mamma mia. Salto alla Silvia Fondres di Caterina Miori. Vale il 7° punto. 7-5 il punteggio. Emma Orlandini batte il suo servizio su soffiato. Attacco subito di non ho visto chi ha attaccato. Ah sì, Moirana aveva attaccato. Attacco sbagliato. 8-5 il punteggio. Time out, andiamo con gli sponsor. Di nuovo in diretta dal Pala Barbazza di San Donati Piave. È la terza giornata del campionato di Serie B1 girone C. Siamo sull'8-5 nel corso del quarto set tra Cortina Express in Mocco e Rod Plus Volano Volley. Servizio in rete di Orlandini. 6-8 adesso. Vissio nelle mani di Aurora Soffiato. Battuto su Elena Pierobon. Federica Braida per Bellini. Bellini entra a fare un altro attacco. Non si è concretizzato. Attacco out. Sì. 9-6 il punteggio. Caterina Miori al servizio. Servizio battuto su Bardaro. Servizio, brava Carlotta Petruziello che fa un'ottima difesa. Bellini. Tocco non c'è. 7-9. Alice Bellini ha sparato out questo attacco. 7-9 il punteggio. Al servizio va Alice Viola adesso. Orlandini. Braida. Bellini pallonetto. Entra a fare un altro attacco. Un pallone. Ottima la difesa di Petruziello. Forse andava anche out il pallone. Bellini Muratta. Però c'è una free ball adesso. Cora. Mamma mia. Marchesini prende in controtempo dal palleggio di Koba. 17 il punteggio. Federica Braida al servizio. Servizio battuto. Oh, free ball per Robon. Braida. Bellini. Lo dio del muro, c'è la difesa dell'Imocco. Dall'altra parte la difesa murata da Petruziello. Videntin murato da Petruziello. 11-7. Cambio per la. Entra Gaia Zordete ed esce Alessia Koba. Angela Koba, scusate. 11-7.
Federica Braida al servizio. Servizio battuto. Riceve soffiato Bardaro. Attacco murato di Visentin. Murato, attenzione, dall'altra parte difende Piero Bon. Petruzziello. L'ausilio del net però. Bellini. Oh, attenzione, c'è una free ball. Petruzziello, Braida. Petruzziello, pallonetto provato. Carlotta Petruzziello. 12-17. E al momento l'MVP di oggi è lei proprio. A mani bassissime. Cambio ancora. Adiwe. Entra per la numero 6. Sì, Angelica Lanza. Quindi Federica Braida al servizio. Siamo sul 7-12. Servizio di Braida. Servizio battuto. Arriva l'Ace. 3-17. Arriva il cambio ancora. E entra Alice Viola ed esce soffiato. Federica Braida al servizio. Battuto su Visentin. Visentin free ball. Petruzziello riceve la free ball. Bellini attacca. Visentin. Zordetto. Attacco in campo, sì. No, mani out. 8 il punteggio. Al servizio va la capitana Zordetto. Servizio battuto su Piero Bon. Oh, Petruzziello si deve impegnare Berlini, però non riesce ad attaccare. Attacco Murata in campo. E mani in campo. 8-14. Master block. Monster block. Alice Bellini. Time out, andiamo con gli sponsor. Di nuovo in diretta dal Pala Sport Barbazza di San Donà di Piave. 14-8 il punteggio. Siamo qua. Alice Bellini al servizio. Servizio battuto. Riceve Bardaro. Adiwe. Subito per Deval. Ma non l'ho capito questo. Vabbè. Vabbè. Servizio battuto su Bellini. Deval subito, difende Bardaro. Attenzione, in mezzo alle mani del muro di UE. 10-14. Servito ancora nelle mani di non vedo bene. Ah sì, Angelica Lanza. No, scusate, Ariana Visentin.
era il servizio. Petruzziello, pallonetto, difende Bardaro. Dall'altra parte attacco vincente un'altra volta, 11-14. Allora servizio, forse pronto il time out? No, andiamo avanti. Allora 11-14. Servizio, oh, attenzione su Emma Orlandini. Petruzziello, attacco vincente di Carlotta Petruzziello, 15-14. Va al servizio battuto su Bardaro. Dorzetto, l'attacco vincente di Adiwe, 12-15. Per il tocco di Dalia Marchesini, riceve Orlandini, Braida, lato proprio di Orlandini, pallonetto Petruzziello, Carlotta Petruzziello, 16-12. Carlotta Petruzziello, attenzione, Carlotta Petruzziello al servizio. Attenzione Visentin. Attenzione, però c'è una free ball adesso. Bellini, Braida, Miori, difeso e punto vincente. Caterina Miori, 17-12. Ancora Carlotta Petruzziello al servizio. Siamo sul 17-12. Servito battuto su Visentini. Attacco subito di Moiran, 13-17. Ormai praticamente le ragazze fanno anche le mappes ormai. Ok, Vizio nelle mani di Adiwe. Attenzione. Incomprensione tra i due arbitri. Adesso può veramente partire. Scusate, Adiwe al servizio. Riceve Piero Bon. Braida, Petruzziello in mezzo alle mani del muro ed è vincente l'attacco, 18-13. Emma Orlandini al servizio. Attenzione, Orlandini battuto sul servizio. Muro di Miori, 19-13. Monster block, monster block, monster block. Emma Orlandini al servizio. Battuto il suo servizio dal lato di Adiwe. Adiwe, attacco vincente, 14-19. Cambio. Entra Aurora Soffiato ed esce la numero 8, quindi Alice Viola. Al servizio va proprio Aurora Soffiato. Servizio battuto su Orlandini e Piero Bon. Bellini.
No, out. Palla out. No, non è più vinto Roma. Sì. Palla out. Sì, era out. Servizio ancora per ora soffiato. 15-19 il punteggio. Servizio out. 20-15. Caterina Miori al servizio. Cambio per la Rotoblas. Esce Jessica De Val ed entra Asia Calza per la formazione biancorossa. Attenzione, servizio di Miori battuto su Visentin. Adiuè, murata la Bellini. Monster block, monster block, monster block. 21-15. È quello che ho detto all'Alan prima. Miori, servizio out. 16-21. Servizio battuto da Moiran. Braida. Petruziello. Free ball. Riceve Petruziello proprio la free ball. Subito calza. Peccato. 17-21. Attenzione ancora scusate il numero Moiran. Batte su Orlandini. Arriva il punto di Braida. Anche fortunata la Rotoblas qua. 22-17 però tutto fa brodo. Federica Braida al servizio. Servizio battuto. Attenzione. Dorzetto. Servizio. Attacco out. Attacco out. 23-17. Mancano 2 punti. E ne abbiamo 6. Ne abbiamo di vantaggio. Federica Braida ancora lei al servizio. Servizio battuto. Riceve soffiato. Attacco free ball. Attenzione. Petruziello. Difende ancora Bardaro, scusate. Bellini difesa. Petruziello. Attacco murato e poi difeso dal libero. Attacco. Arriva al 24esimo punto. Col muro di Asia Calza. E adesso c'è il match ball adesso. Quindi ne mancano 7 possibilità per chiudere il match. Sarebbero i primi 3 punti della stagione, nonché la prima vittoria stagionale per le ragazze di Luca Parlattini. Ennesimo pulizia del campo adesso. 24-17, eccoci qua. Federica Braida al servizio. Match ball per la Rotoblas. Battuto su Bardaro. Dorzetto. Il primo match ball è annullato. 18-24. Ce ne sono ancora 6 possibilità per chiudere i conti. Al servizio per la Imoco. Si alza il coro. Volano. Gaia Dorzetto, la capitana Imoco al servizio. Attenzione l'Imoco con Dorzetto. Servizio battuto. Riceve Piero Bon. Braida. Petruziello per chiudere. Attacco murato. Un'altra palla match annullata. 19-24.
Allora, attenzione. Allora, ancora 5 palle. Ancora 5, scusate, 5 possibilità per la Rotoblast. Ancora la capitana Zordetto al servizio. Battuto. Ancora Piero Bon riceve Braida. Sempre Petrusiello per chiudere, pallonetto difeso. Attenzione. C'era una doppia questa. Però arriva la vittoria! 25-19. La Rotoblast si prende la prima vittoria stagionale. 3-1. 3 punti. E andiamo a 5 punti in classifica. Allora, una grande vittoria. Quindi la Rotoblast vince per 3-1 la partita col punteggio. E adesso abbiamo portato a casa la prima vittoria. Allora, l'appuntamento. Grazie Fabrizio Saba, Alan Berloffa per la regia, Andrea Zenial per i punteggi. L'appuntamento è per sabato prossimo all'Arena Biancorossa contro il Volley Piadena. E a tutti voi l'augurio di una serena notte. Vi lasciamo con le immagini finali e poi chiudiamo la diretta. Over, you just can't breathe. Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones? Does the bones take you? Do you feel your bones take you? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Take you out. Does the boat take you? Take you out. Does the boat take you? Does the boat take you? Take you out. Does the boat take you? Take you. Over, you just can't breathe. Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones take you? Take you out. Do you feel your bones? Does the boat take you? Do you feel your bones take you? Take you out. Do you feel your bones? Does the boat take you? Do you feel your bones take you? Take you out. Do you feel your bones? Does the boat take you? Do you feel your bones take you? Take you out. Do you feel your bones? Does the boat take you? Do you
Thank